Allora io mi scuso già perché ho ritardato il video, ma scusate, ieri sono stato in un matrimonio, se non mi sbaglio me l'ho detto pure, che stavo al matrimonio, pensavo che tornavo per le 6, 6 e mezza, 6, poi ci sono tornato alle che erano le 11 e mezza, mezzanotte. Vabbè, mo io sto andando in chiesa, mi sono portato pure la mazza per registrare, così non tenevo telefono in mano. C'è stata una partita, questo qui posso partita. Ieri è stata una partita scandalosa, mamma mia, uno scandalo esagerato. Vabbè, io intanto vi saluto, bella a tutti ragazzi, vi trovo in un nuovo video. Aspettate, faccio mercato, Batman napoletano. Io mi scusate un attimo, devo fare uno starnuto, mamma mia, esagerato. Ecco qua, io ho fatto, mamma mia, io tengo questa allergia esagerata. Cioè io in domino non vedo l'ora, quando è primavera, estate, non vedo l'ora che viene l'inverno, perché inverno autunno, perché tengo questa allergia esagerata, perché non può lasciare più. La buona, tu oggi ci va tutto così, tutti sti foggi, mamma mia, non mi lascia più, ci sta pure spuro, canne, mamma mia come ci. Vabbè, stavo dicendo che se non vedo l'ora per inverno autunno, perché questa allergia mi lacrimano gli occhi, perciò mi tocco quasi sempre gli occhi, inizia a starnutire la raffica. Infatti ho quasi fatto metà della strada per andare in chiesa a starnutendo, cioè non so voi, ma vabbè. Allora aiuto, la partita di ieri è stata scandalosa, c'è quasi 160 milioni spesi sul mercato solo per fare che cosa? Per perdere con Cancellieri, con una squadra, con un allenatore che hanno a cui hanno venduto chiunque, ognuno hanno venduto. Che è un treno, ma pensavo che chissà se era successo. Vabbè, c'è una squadra che hanno venduto tutti, cioè sono rimasti, abbiamo visto una squadra di scarsoni, cioè di scarsoni, ma veramente non so come si faccia a perdere con una squadra così esagerata. Cioè ieri Maurizio, scusate se guarda davanti, ma ci sta attento. Ieri Maurizio Sarri, ok? Sì, ieri Maurizio Sarri li ha messe in testa a Napoli, i testicoli li ha messi in testa a Napoli e scendevano qua Olun quasi 70 milioni fissa, non sono serviti a niente, quindi cioè io non so cosa dire, vai giù. In due partite non ha mai fatto un tiro in porta, cioè ma già dal Milan 2 settimane fa circa, lunedì di Pasquetta, che abbiamo fatto una partita non schifosa, non voglio arrivare a questo punto, perché c'è stato il gol di qualità, ma quasi schifosa, cioè ci ha salvato solo che il gol Napolitano, con Palmo fai un tiro, fai un tiro in gol, e Lazio, cioè invece ci stanno tiri in porta, vai giù, ma tutto a posto, cioè quasi 160 milioni di euro spesi troppo mercato e non ho visto niente ieri. Buongiorno,
oh, il solito buongiorno, fa fatto schifo. Poi Milinkovic Savic ha fatto una scimità con un po' più gol, cioè una schifezza. Allora mi è andato testando come stanno venendo, veramente non mi vedo. Vabbè, Milinkovic Savic, se non mi sbaglio via dei 5 e mezzo, solo poi rigore parato, sono 4, sono fantaccio, 3 e mezzo 4. Cioè, a Isra l'ha salvato solo un rigore e basta. Poi c'è dal primo all'ultimo hanno fatto schifo. Voi non mi venite a dire che Kevin De Bruyne è il peggiore in campo, solo lui ha fatto schifo. No, tutti dal primo all'ultimo hanno fatto schifo. Non solo uno. Solo 2, tutti, perché da Neres, da Politano, da come si chiama? Da chi l'ha attaccato, da Olund, da tutti quanti. Cioè il modulo del Napoli, Conte non lo vuole capire, ma il modulo del Napoli è 4-3-3, non è la difesa a 3, non è mai la difesa a 3. Non è mai Napoli deve giocare solo con lo 4-3-3, al massimo in qualche partita col 3-5-2 o 4-2-3-1, con la difesa a 4 deve giocare, non con la difesa a 3 o la difesa a 9. No, ma io ripeto, questa squadra, l'ho detto anche la settimana scorsa, non ha gioco, non ha né gioco offensivo né gioco difensivo. Nessuno. Vabbè, vai giù, non mi voglio più cazzare perché già ieri la giornata è cominciata una schifezza per me, perché prima del matrimonio volevo guardare un film, erano le 7:30, l'8, e volevo guardare un film ma non funzionava la televisione, ora c'è solo cagliare la televisione. Poi ci ho fatto pure tardi matrimonio perché era fare un fatto, mi sono pure un cappello perché la roba è legata pure. Vabbè, io vi saluto, ciao, oggi iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e commento, ciao, vai giù.